È stata presentata dal commissario per l'emergenza della laguna, Roberto Casarin, la conclusione degli interventi di scavo dei canali per l'accesso a Porto Marghera, alla presenza del ministro Prestigiacomo e del presidente Galan. Il lavoro, che rientra in un progetto più complesso di ripristino ambientale dell'area industriale della laguna, ridà piena funzionalità al porto di Venezia. Dovremo andare avanti con la bonifica dei suoli, delle falde, perché questo consentirà la reindustrializzazione delle aree, quindi non vogliamo solo che sia una piattaforma logistica, ma che sia una piattaforma logistica vitale, quindi che ci siano molte attività che si dovranno sviluppare in questo territorio, magari tutte sarebbe bello di carattere ambientale e in qualche modo legate alla green economy. La Regione va avanti con il proprio disegno di legge sul piano casa per far fronte alla crisi e rilanciare l'edilizia. Intanto il DDL del Veneto fa scuola. In conferenza Stato-Regioni il testo è stato chiesto dagli enti locali di tutta Italia. Se tutti approfitteranno del 35% dell'aumento consentito per chi mette nuove tecnologie, avremo un sacco di edifici a emissioni zero. Quindi vuol dire risparmio energetico complessivo, vuol dire meno PM10, vuol dire comunque avviare il terzo Veneto a un sistema di qualità che in questo caso, non potendo dare noi incentivi, abbiamo dato l'incentivo dell'aumento di metratura cubica. L'assessore alla sanità Sandri esprime preoccupazione per l'esiguità dei fondi assegnati al Veneto per l'edilizia sanitaria. La programmazione regionale potrebbe essere compromessa. I fondi che sono disponibili ex articolo 20 da parte del governo centrale siano molto ridotti, almeno in questa fase. Ora io credo che il governo dovrebbe assolutamente rimpinguare questo fondo nei tempi più brevi, anche perché proprio l'edilizia sanitaria costituisce un importantissimo volano per l'economia nazionale e in particolare della regione del Veneto. Il capitale pubblico come volano per lo sviluppo dell'economia veneta e per promuovere nuove idee imprenditoriali. È questa la finalità dell'istituzione da parte della Regione di un fondo di capitale di rischio per le piccole e medie imprese che consiste in 15 milioni di euro. Ed è soprattutto indirizzato alla costituzione di nuove imprese su settori innovativi e quindi credo sia una spinta in questo momento anche di difficoltà non solo a dare assistenza a chi c'è, ma soprattutto anche cercare di far partire nuova impresa e anche impresa di qualità e soprattutto impresa che possa avere anche un futuro. Fino al 12 luglio è aperta a Palazzo Crepadone a Belluno la più completa mostra mai realizzata sullo scultore bellunese Andrea Brustolon, che Balzac definì il Michelangelo del legno. L'esposizione sul pittore vissuto a cavallo del 1700 è stata inaugurata dal presidente Giancarlo Galan con il presidente della provincia Sergio Reolon e il sindaco di Belluno Antonio Prade.